Buongiorno a tutti, bentornati a Parlando Liberamente, la nostra intervista settimanale con i protagonisti della politica, dell'attualità, del giornalismo. Oggi abbiamo con noi Marco Bassani, professore ordinario di storia del pensiero politico all'Università Telematica di Pegaso, che dovrebbe già essere collegato. Ci sei, Marco? Ci sono qui. Bentornato su Radio Libertà. Bene, grazie a voi. Figurati, allora io oggi sono veramente molto contento di impostare questa chiacchierata con te attorno al tuo nuovo libro. Perché lo dico proprio dritto per dritto. Spesso, come dire, chiacchieriamo attorno a libri scritti da amici che ovviamente scelgo, come dire, pensando che abbiano un senso per gli ascoltatori, insomma, non solo in nome della suddetta amicizia, ma in questo caso siamo oltre, nel senso che il tuo Occidente contro Occidente, elegia prima del suo trionfo per Liberi Libri, a mio giudizio è una radiografia della tendenza di fondo della contemporaneità. Cioè va all'essenza dei giorni che stiamo vivendo, e quindi è un libro che consiglio doppiamente a chi ci ascolta, anche perché poi mi dirai se questa, come dire, se condividi o meno questa mia suggestione. Ho trovato diciamo perfettamente specchiate le tesi, ma neanche le tesi, veramente la radiografia di fondo del libro nel discorso, a mio giudizio storico, che ha fatto il segretario di Stato Marco Rubio a Monaco. Comunque, per iniziare ad entrarci, volevo chiederti questo. Tu nelle prime pagine del libro scrivi che oggi l'Occidente vive una condizione tragica, segnata, diciamo, da una tensione che ormai è diventata frattura tra le due facce principali di esso, no? Quella al di qua e quella al di là dell'Atlantico. Ecco, ci vuoi spiegare cos'è questa frattura e perché sta deragliando in una condizione tragica? Sì, allora ti ringrazio delle belle parole sul mio libro. Devo dire che c'è un mio amico che mi ha chiamato e mi ha detto: ma eri a Monaco? A Monaco? No, quando? Dove? Perché hai parlato? No, vabbè, scherzava naturalmente, ma rilevava proprio questa sintonia col segretario di Stato americano, cosa che in Europa è gravissima, immagino che sia una cosa quasi... È uno psicoreato, probabilmente. Sì, è uno psicoreato, uno psicodramma di carattere criminale. Ma il punto fondamentale, diciamo, di questa Europa oggi è la sua assoluta incapacità di rendersi conto dei propri limiti, no? La cultura greca, ma anche la cultura giudaico-cristiana, che nasce dall'idea che ci sia il peccato della ubris da un lato, della ubris, però dall'altro canto cosa fa il serpente? Cosa racconta a Eva e Adamo? Ok, mangiate qui perché diventerete come un dio, come dei, no? Come fossero gli dei. E quindi l'assoluta la scomparsa del senso del limite europeo di fronte a un crollo assoluto dell'Europa dal punto di vista della produzione della ricchezza, dal punto di vista del far fronte ai propri problemi. C'era un famoso storico che dice: ma in realtà la miseria non è la mancanza di risorse, ma è la mancanza di comprensione di quali sono i propri problemi. Allora in questo momento storico l'Europa è davvero misera, è davvero in una povertà assoluta. E tante volte ne abbiamo già parlato, insomma, fra le prime 50 società nel mondo ce ne sono solo 2 europee, sono quasi tutte americane, un paio di cinesi, va bene, ma 2 europee, una è olandese e l'altra è svizzera. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che i grandi paesi d'Europa che si sono messi insieme con l'idea creiamo un blocco continentale che possa rappresentare qualcosa dal punto di vista geopolitico hanno fallito totalmente su tutta la linea, ma devono continuare ad accusare gli Stati Uniti di aver rotto un qualche equilibrio immaginario che di fatto non esisteva. Cioè quello che ha spiegato Rubio agli europei: guardate che quest'ordine liberale a cui indubbiamente hanno creduto anche in parte le elite americane, non c'è dubbio, ma è un ordine liberale che semplicemente non esiste ed è un ordine liberale fondato su una ideologia precisa, che è l'ideologia del green, che è la deindustrializzazione, che è apertura delle frontiere, che è rendere le popolazioni locali ospiti a casa propria.
Certo, chiarissimo. A questo proposito, tu scrivi che la cifra dell'agire europeo è ormai il velleitarismo, e però ne fai anche, come dire, un fenomeno psicologico, addirittura psicanalitico prima che politico, di un rapporto, come dire, ormai segnato dal rancore, addirittura dalla sindrome rancorosa del beneficiato rispetto all'America, no? Ci vuoi spiegare questo problema Beh, prepolitico, diciamo, dell'Europa? sì, beh, dai, diciamocelo francamente, se arrivasse un marziano a guardare cosa è accaduto nell'ultimo secolo, direbbe: ma scusa, ma di preciso cosa hanno da riproverare gli europei agli americani? Ok, l'accusa di imperialismo, sono diventati più deboli, non sono più il centro del mondo come erano probabilmente in realtà un secolo e mezzo fa. Gli Stati Uniti hanno acquistato questa centralità mondiale nei primi del Novecento, ma gli europei ci hanno messo 30 anni a comprenderlo, hanno dovuto tentare l'ultimo assalto al potere mondiale. Tuttavia, quello che c'è evidentemente di incredibile è che l'Europa continua dal 1945 in poi, in realtà anche da prima, a guardare gli Stati Uniti come il malato totale, terminale, guarda il proprio medico, come quando arriva Rubio oppure Vance che gli dice le cose come stanno, guarda il proprio medico sperando che tossisca, che capisca che anche lui sta male, sognano l'eclissi dell'America. Ma cosa diavolo avranno in mente gli europei? Se credono davvero che, a parte che è impossibile, ma che in un mondo dominato dalla Cina si troveranno meglio, conoscono gli ideogrammi, hanno una cultura capace di rapportarsi in qualche modo a 5.000 anni di storia cinese di cui non conosciamo nulla e non comprendiamo nulla. Secondo me è una totale follia. Infatti, diciamo, c'è una parte del mio libro, analizzo, faccio una sorta di analisi, di fenomenologia dell'anti-americanismo, no? Che è Certo. un qualche cosa per cui si continua a accusare l'America di superficialità semplicemente perché ha costruito la società di maggiore successo della storia umana. Certo, ma tra l'altro questo antiamericanismo, diciamo, poi non può che assumere le vesti anche di un antioccidentalismo generato da quello che è il nucleo fondativo dell'Occidente, no? Che è l'Europa. Com'è che si è arrivati a questo paradosso? Certamente, questa intanto è la prima società l'Occidente in generale, perché è una parte ovviamente anti-occidentale, c'è anche in America, non crediate che Certo. tutta l'America, l'abbiamo visto nell'ultima amministrazione degli ultimi 4 anni, che è stata la più estremista della storia degli Stati Uniti. Però, dico, al di là di Anche più di questo, c'è Obama, a tuo un'idea, giudizio? come Anche più di Obama, a tuo giudizio? Ha fatto fin peggio di sì, Obama? sì, sì, Biden ha portato all'esasperazione tutto ciò che, certo, tutti i semi piantati da Obama. Obama, io essendo anche cittadino americano, ero molto contento che fosse stato eletto presidente, perché ero convinto che l'idea di un nero presidente in America avrebbe finalmente distrutto la questione razziale. Invece l'ha reinvigorita totalmente, l'ha rimandata completamente in giro, e Biden ne ha approfittato enormemente, non ha parlato d'altro anche lui, e della questione razziale in America, di cui dal 1980, grosso modo, fino al 2008, alle elezioni di Obama, non parlava assolutamente più nessuno, non ne fregava più nulla del fatto che ci fossero minoranze di colore e così via, non ne parlava più nessuno. E Obama quindi ha avuto questo, però è stata estremamente, diciamo, estremista in tutto e per tutto l'amministrazione di Biden. Ma il punto cruciale è proprio che l'Occidente è l'unica società che intanto si continua a ripensare al proprio passato, continua a scusarsi. Noi abbiamo visto papi che piagnucolavano sulle crociate, ma avete mai visto dei leader islamici che ci raccontano qualche cosa sull'espansione dell'Islam che nella storia umana ha provocato 270 milioni di vittime? Mai sentito io, no? Quindi è No. proprio l'Occidente costantemente che si reinterroga, che dice, che chiede scusa a tutto il mondo di ciò che ha fatto, quando essenzialmente ciò che ha fatto è stato dotare di senso l'avventura umana sul pianeta. Certo. Tu nominavi prima, diciamo, una serie di assalti al potere mondiale che sono stati assalti all'America, no? Sì. Nell'ultimo secolo, diciamo. E allora i primi 3 sono falliti, è una sentenza della storia. Se vuoi ce li ricordi anche perché dalla storia si impara, ovviamente. Il quarto è in corso ed è il tentativo della Cina. Volevo chiederti a tuo giudizio
finirà come i 3 precedenti, è più pericoloso, l'Europa che ruolo gioca, se ne gioca uno in questo assalto, il quarto assalto al potere mondiale, insomma, come la vedi? Sì, cioè, allora il primo grande assalto al potere mondiale, c'è anche un libro proprio che ha questo titolo, riguarda la Germania dalla prima guerra mondiale fino alla fine della seconda, insomma il tentativo di un assalto al potere mondiale in cui la Germania aveva sì e no il 4-5% del PIL mondiale, quando gli Stati Uniti avevano già il 24%. Era una cosa, sono cose che all'epoca non sapeva nessuno, naturalmente, e anche se uno guarda i giornali degli anni 30 in Italia, erano quasi tutti cronaca nera, un po' di politica in prima pagina, discorsi del Duce e così via, ma tutto il resto era praticamente sconosciuto, cioè l'enorme potenza militare americana è stata quasi nascosta fino alla seconda guerra mondiale, alla fine della seconda guerra mondiale, quando poi gli Stati Uniti avevano 12 milioni di uomini sotto le armi ed erano in tutto il mondo e 99 portaerei. Ecco, quindi era questa enorme esplosione di violenza arriva nell'assoluta ignoranza dell'Europa, e ancora oggi c'è questa ignoranza incredibile dell'Europa, la quale ritiene, intanto durante tutto il periodo della guerra fredda l'Europa era convinta che ci fosse un qualche equilibrio di potenza tra Stati Uniti e Unione Sovietica, quando non c'è mai stato, assolutamente, neanche dal punto di vista degli armamenti. Ci sono delle statistiche dei primi anni '80 che fanno vedere, che ne so, che gli americani avevano 88 computer ogni 100 abitanti e i sovietici uno ogni 2000. No? Quindi proprio non c'era mai stato uno scontro fra due civiltà così distanti dal punto di vista tecnologico. Negli anni '80 ci raccontavano che però economicamente il Giappone aveva già vinto, il Giappone aveva quasi la metà negli anni '80 del PIL americano, che era naturalmente gonfiato con dei valori incredibili del real estate di Tokyo. Pensate che nell'89 il centro di Tokyo valeva come tutti i valori immobiliari da Chicago a Los Angeles. No? Quindi metà degli Stati Uniti, è una cosa folle. Naturalmente la bolla è scoppiata e dagli anni '80 non è mai più cresciuto il Giappone, tant'è che oggi ha un PIL uguale a quello della California, soltanto che anziché 40 milioni di abitanti ne ha 120 milioni, quindi è scomparso dal radar del potere mondiale economico. La Cina ha un problema enorme, ne ha moltissimi in realtà. La Cina ha uno stadio terminale, non sono affatto 1,3 miliardi come si dichiarano, perché se noi calcoliamo che nel 1950, ed è l'ultimo dato semicerto che abbiamo, erano 500 milioni, sì, per arrivare in 65-70 anni, poco più di 70 anni, a 1,3 miliardi, ogni donna avrebbe dovuto partorire, vista l'età media, visto tutto il resto, 5,6 figli. Non solo non ha partorito ogni donna 5,6 figli, ma sappiamo un'altra cosa: la politica del figlio unico ha avuto un enorme successo, e non solo, e tutti coloro i quali hanno avuto figli maschi. Ci sono aree intere della Cina in cui sotto i 35 anni ci sono 70 uomini ogni 30 donne. Quindi la Cina dicono tutti che entro il 2035-2040 scenderà enormemente dal punto di vista economico, naturalmente, demografico e così via. Tutti gli studiosi dicono che è già uno stadio terminale, cioè in 40-50 anni la Cina ha fatto tutta la parabola che ha fatto l'Inghilterra, rivoluzione in 200 anni però, rivoluzione industriale, post-industrializzazione, crisi post-industriale, fallimento completo. Naturalmente loro non hanno gli islamici e non hanno aperto il loro paese, ma in realtà stanno totalmente crollando. Sono in uno stadio che è considerato, quasi tutti gli studiosi di demografia e così via, il peggiore, uno dei peggiori proprio della storia umana. Non sono assolutamente in grado, qualunque sia la popolazione reale oggi della Cina, di immaginare che nella prossima generazione diminuirà solo del 30-40%, probabilmente si dimezzerà sia la popolazione, quindi anche tantissime aspettative di carattere economico. Che possano, dati i rapporti di forza di oggi nel mondo, che la Cina possa sfidare realisticamente il potere americano, è una cosa totalmente incredibile e folle, che la Cina a cui non crede il capo del Partito Comunista Cinese. Sono cose che circolano solo all'interno di certi circoletti anti-americani d'Europa, e basta, non c'è nessuno che pensi che sia una cosa realistica.
E infatti, data questa tua diagnosi, volevo chiederti perché è imperversa questa retorica ormai da un quindicennio, no? Dell'imminente sorpasso del dragone che è sempre lì per arrivare, e azzardo anche in base alla lettura del tuo libro. È come dirti, si confonde una realtà con un desiderio, cioè con una rivincita verso quelle creature tipicamente occidentali, no? Che tu nomini, il mercato, la libertà individuale, che un po' l'Europa rimprovera all'America di aver indagato senza complessi, diciamo, di aver realizzato senza complessi. Sì, ha realizzato qualche cosa che l'Europa avrebbe anche creato, perché indubbiamente il capitalismo è un'invenzione europea del tardo Medioevo e successivamente la rivoluzione industriale e tutto questo. Però gli Stati Uniti, diciamo, sono andati avanti senza piagnucolare per lungo tempo su questa strada, anche esplorando tutta una serie di questioni che sarebbero quelli della libertà individuale, cioè quello che si vede ad esempio nel discorso di J.D. Vance quando diceva: voi avete abbandonato, i vostri cittadini devono avere paura di voi, ed è vero, cioè quando l'Inghilterra, che per Montesquieu era il centro della libertà, ma non solo per lui, per molti secoli, per molti intellettuali liberali del continente era il centro della libertà, sappiamo che arresta 13 o 14 mila persone, le arresta e le tiene dentro per scemenze scritte sul web, è chiaro che siamo veramente alla follia assoluta. E gli europei al discorso di Vance hanno risposto: no, non è che non ci piaccia la libertà, noi vogliamo la libertà controllata. Io vedo in questo abbandono dell'idea di libertà, in questo amore della censura, il suicidio assoluto dell'Europa. Dopodiché, naturalmente, è ovvio, gli europei sognano che gli Stati Uniti facciano la loro fine e che diventino marginali nel mondo, pur avendo in questo momento circa il 28-29% del prodotto interno lordo mondiale, no? E l'esercito più potente del mondo, ed essendo il centro economico del pianeta. Nelle prime 100 società il 74% sono americane, i capitali, il 74% dei capitali delle prime 100 società sono di matrice americana, insomma sono nazionali, quindi è una posizione, oppure c'è gente che parla di dedollarizzazione. Ah, certo, va molto di moda. Certo. Fa veramente ridere, nel senso che ne so, Alibaba, l'unica roba che ha avuto un po' di successo in Cina, una delle poche insomma, è quotata in dollari, no? E loro parlano tranquillamente di dedollarizzazione. Sono addirittura una serie di persone, ho letto sul web, sono convinti che la Cina detenga i titoli del tesoro americano, il debito pubblico americano. La Cina detiene tra l'1,5 e il 2% del debito pubblico americano, può venderlo tutto senza causare alcun problema di nessun genere agli Stati Uniti, e nessun paese è in grado di farlo, perché quasi tutto il debito americano è domestico in ogni caso, ed sono i titoli del tesoro che ancora rendono di più in tutto il mondo, nonostante tutti dicano, anche perché l'America cresce, cioè l'ultimo dato è il 4,3% annuo, quindi l'America ha continuato a produrre ricchezza e a crescere in tutti questi anni in cui l'Europa scompariva dal radar della produzione della ricchezza. E sai, quando scompari dall'idea di crescere, aumentare ricchezza, eccetera, vuol dire che non offri alle future generazioni assolutamente alcuna speranza. No, certo, è come dire, scritto nei numeri. A tal proposito, noi ci fermiamo solo 30 secondi per un mini spot, ma torniamo subito con Marco Bassani. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Eccoci tornati col professor Marco Bassani, col quale stiamo parlando del suo libro consigliatissimo, Occidente contro Occidente, elegia prima del suo trionfo. Volevo provare a diciamo calare l'aspetto teorico, se vuoi, della prima parte della nostra chiacchierata anche nella, come dire, dire la cronaca è riduttivo, nella storia che si fa in diretta, diciamo. E volevo chiederti questo, rispetto a questa deriva paradossale, tu scrivi un'immagine secondo me tragicamente molto bella, per cui il mondo post-occidentale è una metastasi dell'Occidente, cioè è l'Occidente che ha figliato questo complesso di colpa perenne di cui parlavi. Rispetto a tutto questo, Trump incarna una controrivoluzione, dici tu proprio espressamente. Ci puoi spiegare in che senso?
Ma allora, in Trump ci sono una serie di cose che sono più importanti di tutte le altre. Gli europei sono ossessionati dal fatto che è un po' rozzo, boh, non lo so, può darsi, io non lo vedo così, ma non importa, mettiamo anche che lo sia. Nei libri di storia Lenin non ci raccontano se si infilava le dita nel naso, no? Il che cosa significa essenzialmente? Significa che probabilmente non si può giudicare la rivoluzione, come diceva Mao Zedong, la rivoluzione non è un pranzo di gala, quindi evidentemente quella di Trump è una controrivoluzione che richiede anche dei toni piuttosto duri sotto questo profilo. Quindi il punto cruciale di tutta la politica di Trump è la distruzione delle elite mondiali che hanno portato l'Occidente in questa situazione. E quali sono i problemi? Uno, il Green Deal, che in Europa abbiamo visto ha praticamente distrutto il settore automobilistico in Europa, quindi hanno deciso di perseguire questa follia. Oltretutto gliel'ha detto Trump: scusate, ma avete fatto delle leggi che stabilivano che non ci sarebbe mai più stato un motore a scoppio, insomma, dopo il 2030, senza avere neanche una fabbrica di batterie elettriche. Quindi cioè, l'Europa praticamente si legava mani e piedi essenzialmente alla Cina, fingeva, perché è l'unica area da cui poteva prendere batterie elettriche. Quindi c'è l'attacco al Green Deal, l'attacco alle elite mondiali che hanno creduto in questa follia di Green Deal e diciamo confini porosi in cui chiunque può entrare, in cui è un'idea, diciamo, di alcune persone del mondo passato, in cui dicevano che i confini non esistevano, ognuno doveva andare a vivere dove voleva e così via. Ma se lo chiedete alle popolazioni locali, quelli sia d'Europa che d'America, tutta la sinistra è stata sbaragliata in Europa per questa idea dell'apertura assoluta delle frontiere e questa idea della possibile coesistenza con decine e decine di milioni di musulmani in questo pianeta, in questo continente. Io credo che sarà difficilissimo. Tra l'altro, tu dici nel libro una delle differenze è che da questa sponda dell'Atlantico abbiamo ormai l'Islam, o tu dici la Persia in casa. Sì, l'ho chiamata la Persia perché la Persia era quella sorta di buco nero che i greci, cioè l'inizio della nostra civiltà, i greci antichi avevano in mente quando parlavano di tirannia, di un altrove assoluto rispetto alla loro civiltà. Lo è sempre stato per i nostri nonni, per i nostri bisnonni, per i nostri trisavoli. L'Islam era la cosa più pericolosa. Poi a un certo punto, a cominciare dal penultimo pontefice, hanno deciso che andavano benissimo, che potevano tranquillamente invadere l'Europa e si poteva coesistere. Io non lo credo, lo dico con grande franchezza. Non è mai successo nella storia che grossi numeri di islamici abbiano convissuto in maniera pacifica con cristiani o post-cristiani o ebrei. Li hanno distrutti tutti, hanno sempre vinto. E perché un certo... L'Egitto era cristianissimo, l'intero Egitto, certo. tutto il Medio Oriente, erano tutte aree cristiane, e l'attacco subito dopo Maometto ha portato alla distruzione nel corso del tempo di tutte le comunità cristiane. Prima dovevano solo pagare una tassa, anche bassina, del 10%, diciamo, ci va meglio rispetto ai nostri governi. In realtà non funziona così. No, certo. Ma e com'è che a un certo punto però diciamo si realizza un altro apparente paradosso, cioè l'islamizzazione diventa il cuore dell'agenda politica delle forze che sul vecchio continente si dichiarano progressiste, che sembra in realtà la cosa più oscurantista che esista, no? Com'è che avviene? Insomma, allora qui è evidente quello che è accaduto. Se tu sei abbastanza vecchio da ricordarti che poco dopo la fine della guerra fredda, per almeno 10 anni effettivamente sembrava che un modo di vita, una visione occidentale avesse vinto. Poi dal 99 in poi è iniziata l'idea che no, comunque il comunismo si era rivelato la cura di Bella, ma il capitalismo era comunque un cancro. Allora, quando si deve tirare fuori, c'è un problema molto serio. I produttori di quello che Marx chiamava il plusvalore, che non sta in piedi dal punto di vista scientifico, ma in ogni caso il proletariato di fabbrica,
Oggi non esiste un paese occidentale in cui supera il 10%. Tu pensa che nel 77 in Italia potevano essere considerati o familiari o direttamente proletari delle fabbriche un 25 milioni di abitanti, quindi veramente ben oltre il 40%. Oddio, in nessun paese nella storia ha mai superato il 50%, come raccontava o sognava in realtà Marx. Però distrutta il veicolo rivoluzionario, che è la classe all'attacco, come diceva Majakovskij, il proletariato, la sinistra ha incominciato a guardarsi intorno e ha visto dei diseredati della terra. Io non sto dicendo che i musulmani che arrivano in Europa sulle barche, eccetera, siano lo strumento dell'elite, già pagati dall'elite, già arricchiti, assolutamente no. Sono lo strumento che ha immaginato, non so perché, le elite per distruggere il vecchio mondo, e questo effettivamente è difficile capire il più profondo perché di ciò, ma sono stati visti dalla sinistra come la nuova classe rivoluzionaria. Ovviamente se dovessero prendere il potere li faranno fuori tutti subito, faranno assolutamente la fine degli utili idioti e dei compagni di strada che sono serviti, ma alla sinistra non interessa questo. La sinistra è ancora nell'assoluta convinzione che si debba distruggere, non si sa per sostituirlo con che cosa, ma che si debba distruggere il sistema capitalistico di mercato fondato sugli scambi e la proprietà privata. Sotto questo profilo vi è l'assoluta convinzione, anche se non esiste più, dopo il crollo e la fine teorica del marxismo completo, insomma il fallimento assoluto, non esiste un'idea di alternativa, non importa, no? Esiste un nichilismo assoluto che alla fine porterà a tutto questo, che sì, porterà diciamo che... a una saldatura, un'alleanza assolutamente naturale a questo punto. La più innaturale che puoi immaginare è quella fra femministe e radicalismo islamico, eppure abbiamo visto anche quella. Abbiamo visto le femministe che difendono gli uomini islamici che picchiano le donne. Perché? Perché la cosa importante non è uomo-donna, ma l'unico colpevole di tutta la storia occidentale è il maschio bianco euroamericano eterosessuale, e quindi siccome il maschio bianco euroamericano eterosessuale considera l'arabo inferiore, l'arabo ha tutto il diritto di comportarsi così, perché è tutto sempre colpa del colonialismo euroamericano, colonialismo, imperialismo, capitalismo, eccetera. Quando c'è un unico colpevole nella storia, le menti si annebbiano. Certo, è sempre una semplificazione strumentale. Volevo chiederti un caso per eccellenza, no, di quello snobismo antitrampiano di cui parlavi tu, no? Per cui si liquida così con un sopracciò ingiustificato, no, da questo versante dell'Atlantico. È l'ormai celeberrimo Board of Peace, no, che in questi giorni sta debuttando. Ora, volevo chiederti cosa ne pensavi, ma soprattutto tenendo presente questo. Io proprio non mi capacito, se non con una spiegazione ideologica, del fatto che a maggior ragione coloro che parlavano di genocidio, io contesto l'espressione filologicamente, no? Non stava andando in scena quello, una carneficina orrenda sì, non un genocidio, ma comunque a maggior ragione loro dovrebbero, come dire, almeno dare un'apertura di credito all'unica iniziativa che ha portato tregua, duratura, progetto di pace in Medio Oriente. Perché invece anche questa la liquidano così con sghignazzo? Beh, perché naturalmente tu parti da un presupposto che è falso, cioè che coloro i quali erano in qualunque modo dalla parte di Gaza o dei palestinesi volessero salvare le vite dei palestinesi, volessero la pace a Gaza e così via, non gliene fregava nulla. Cioè tu pensa nella storia, tutti gli arabi uccisi dagli arabi, tutti i palestinesi uccisi dagli arabi non hanno mai fatto sollevare neanche un sopracciglio alla sinistra. Il problema di tutte le morti si sono causate o da Israele o dagli Stati Uniti. Questo non c'è dubbio, alcune volte è un problema serio, non sto dicendo che non lo sia, è un massacro, una carneficina, tutto quello è vero, ci sono state tutte queste cose. Il punto fondamentale è che io trovo veramente folle chi difende le organizzazioni internazionali e il diritto internazionale. Cioè è una cosa che non è servita a nulla sul conflitto israelo-palestinese dal 1948 ad oggi, e vorrebbero continuare a dire non si può uscire da quello che è il perimetro stabilito da organizzazioni internazionali che non servono assolutamente a nulla. Cioè io credo che ci siano due dati della nostra realtà oggi che soltanto dei pazzi possono non vedere, e uno è l'ONU non serve a una mazza, e
e l'Unione Europea non serve stavo per dire la parola peggiore, ma non servono a niente, né l'ONU né l'Unione Europea. Quindi continuare a invocare, secondo me nell'Unione Europea c'è questa follia di mettere la Callas, non la cantante, ma la Callas, che parla e sbeffeggia Trump. Ma vi rendete conto? Cioè, ma che autorità può avere la Callas? No? Quindi avere creato questo mostro di un mare di paesi messi insieme in cui una persona che non rappresenta davvero nulla, poi non c'è un leader politico europeo che abbia la popolarità di Trump e la potenza di Trump, naturalmente, anche nel proprio paese, anche rimanendo all'assoluta relatività delle cose. Però la difesa che io proprio non tollero, che mi sembra folle completamente, degli europei è la difesa continua, bisogna agire tramite le organizzazioni internazionali, in particolare in Italia. Pensate, c'era una politica molto di sinistra, un po' pazza, che era ossessionata dall'utilizzare le A in fondo per le donne e così via. Certo. E c'era da chiedersi come avesse, effettivamente sembrava un po' demente, ma a me, solo a me, ma mi sbaglio. Non credo solo. Probabilmente, ma io mi chiedevo sempre, ma da cosa diavolo deriva il fatto che sia stata eletta, il fatto che stia facendo una certa carriera politica? Derivava solo dal fatto che aveva fatto parte delle organizzazioni internazionali, cioè le organizzazioni internazionali, soprattutto in un paese che conta poco da sempre e che non crede neanche di essere un paese, non figurarsi una nazione, ma come l'Italia, le organizzazioni internazionali godono di un prestigio enorme in Italia. Pensate che quando c'è stata la Costituzione italiana hanno scritto anche il titolo quinto, quella parte sulle regioni, che naturalmente non è esistita per quasi 30 anni, un po' meno di 30 anni. E immediatamente tutti gli intellettuali, comunisti, democristiani, tutti, ma allora bisogna stare attenti, perché se si frammenta il paese, anche con un semplice blando regionalismo come era, allora l'Italia non avrà la forza e la potenza di far parte di quelle organizzazioni internazionali che dovranno governare il mondo. Cioè anche in quel periodo, che era il 48, 49, 50, non avevano ancora capito che il mondo era governato non dal diritto internazionale ma dagli Stati Uniti. Sì, certo. Senti, in chiusura ti volevo chiedere, diciamo, il senso di una considerazione biografica con cui tu apri anche il libro. Tu dici: io mi sono a lungo definito un libertario, da un punto di vista, diciamo, filosofico, lo sono ancora, nel senso che quello è il mio percorso, però oggi non posso non definirmi un conservatore, cioè oggi è molto importante, sono molto importanti quelle battaglie che noi collochiamo in genere sotto l'alveo del conservatorismo. Cos'è successo? Che cambiamenti ti hanno portato a questa riflessione? Il cambiamento è epocale, diciamo che quello che era il libertarismo americano degli anni 60 e 70, e anche e soprattutto dopo l'avvento di Reagan, è una forza piccola, piccolissima, il partito, non solo il partito, ma diciamo l'intellettualità che si riconosce nel libertarismo, ma negli anni, quando c'era Reagan, era chiaramente, essendo fondato sulla critica al welfare state, sulla critica alla tassazione, critica alla regolamentazione e così via, poteva essere considerata una estremizzazione dei conservatori. Ma nel mondo di oggi, in cui i conservatori, è vero, partono dalla difesa del libero mercato, ma giungono a una serie di considerazioni che sono: le frontiere devono essere chiuse perché un sistema di welfare non può resistere in alcun modo con le frontiere aperte, e ragionano intorno al tentativo di bloccare l'invasione, ad esempio in Europa. Cioè, chiaramente il nostro debito pubblico è una follia, il debito pubblico italiano non solo è una follia, ma un'ipoteca pazzesca per il futuro delle prossime generazioni. Ma di fronte all'invasione islamica è difficile spiegare a un ragazzo e a un giovane che il suo problema è il debito pubblico, no? Quindi mi rendo conto che i temi della politica di oggi automaticamente mettono fuori gioco quello che era il libertarismo americano fino agli anni 90, ma anche
quello che era la prima Lega. Io sono ancora molto legato all'idea dell'indipendenza del Nord Italia. Io spero che l'Italia in qualche modo giunga questa sua unificazione che è durata meno del battito di figlia di Dio, non va proprio nulla, spazio di un mattino, possa veramente concludersi, perché non ha portato a nulla di buono. Però in ogni caso mi rendo conto che tante di quelle battaglie dei primi anni 90 in cui almeno si credeva che l'Italia potesse anche cambiare la struttura, non sono oggi in alcun modo riproponibili. Nei primi anni, diciamo 10 o 12 anni fa, chiaramente ritenevo l'attuale segretario della Lega che avesse fatto, diciamo, un po' tradito, sì, ok, ma se si fosse ripresentato Salvini nel 2014 a parlare di federalismo, degli interessi del Nord, gli avrebbero riso in faccia, perché la Lega per 25 anni ha sostenuto questa cosa, ma non è riuscita a smuovere nulla, e non solo forse non ne aveva la forza, forse non aveva gli intellettuali adatti, forse non è riuscita a capire che la battaglia era la battaglia delle idee. In ogni caso, il mondo fino agli anni 90 e subito dopo il crollo dell'Unione Sovietica era fatto in un certo modo. E il mondo di oggi vede dei pericoli enormi, io li vedo naturalmente, e quindi certo il libertarismo è fondamentale, la difesa della proprietà privata e del mercato è assolutamente fondamentale, però bisogna difendere in primo luogo una civiltà che su questa realtà che è il capitalismo, i valori universali, è nata ed è prosperata. Certo, sono d'accordo con te, un'emergenza a monte che spiega e legittima anche questo un cambio di natura di alcuni soggetti politici. Io ti ringrazio molto per questa chiacchierata, riconsiglio a tutti il tuo Occidente contro Occidente e ti auguro un buon lavoro, insomma. Benissimo, ci sentiamo, ciao Giovanni. Ciao Marco, a presto. E saluti a tutti i radioascoltatori. Grazie mille, ciao.